La 21ª giornata di eccellenza propone 3 anticipi molto interessanti ai fini della zona playoff. La Pro Favara gioca sul campo del CUS Palermo, il Geraci torna a giocare in casa ospitando i ragazzini della Cefaledium, infine la Parmonval se la vedrà allo Monaco di Mondello con l'Alcamo. Domani, domenica, invece, sarà la giornata clou con il derby Acregas-Canicattì, mentre il capolista Dattilo sarà di scena a Campofango contro il locale Sporting Vallone. Infine, altra gara di cartello sarà di scena a Mazzara, dove a scendere in campo sarà l'Oratorio Marineo. Ritornando al match dell'Esseneto, il difensore Biancola sarà l'unico assente nella sfida contro il Canicattì di Pippo Romano, mentre si aggiunge alla lista dei diffidati il centrocampista Giuseppe Pirrone. Ospiti biancorossi invece a gran completo, seguiti da una larga rappresentanza di tifosi in curva nord. L'arbitro arriva da Albano Laziale e si chiama Michele Sgro. Suoi assistenti saranno Antonio Alessio Di Paola di Catania e Sebastiano Antonio Grasso di Acireale. Sì, un derby storico che si ripropone dopo diversi anni, ma ricordiamo anche la gara dell'andata di cui tu non eri il tecnico allora, che terminò 1-1. Che gara ti attendi? Chiaro che sarà una gara tosta, una gara, diciamo, in gergo sportivo da uomini, da combattenti. Mi auguro che sarà anche un buon calcio come quello che abbiamo fatto domenica scorsa anche a San Cataldo. Aspetta una partita similare, solo questa volta siamo in casa, l'unica differenza è che siamo davanti al nostro pubblico ed è chiaro che noi dobbiamo provare a centrare l'obiettivo senza tanto provare, dobbiamo essere così determinati, c'è fiducia attorno alla squadra, sta dimostrando di giocarsela con tutte e quindi sarà una partita difficilissima da affrontare, ma abbiamo tutte le caratteristiche, la carta di regola per poter essere determinanti e determinati. In informazioni ci saranno delle novità oppure pensi di riconfermare l'11 visto in queste ultime gare? Come solito mio, la formazione prima la dico ai ragazzi e poi la dico ai giornali, però grossi cambiamenti non ne prevedo. La squadra sta quasi tutta bene, abbiamo uno squalificato che è Biancola, poi gli altri sono tutti disponibili, i ragazzi stanno tutti bene, quindi presumo che saranno abbastanza carichi anche. Mi augurerei anche di non fare esasperazione da questo punto di vista del carico della responsabilità della partita, perché una gara così importante va anche riflessa, ci devono essere anche delle riflessioni in campo e non andare a eccedere per evitare di fare qualche disturbo a noi stessi, quindi lo sapete come succede, avete visto la partita con Dattilo in casa, è bastata una piccola scintilla e sono stati 4 espulsi, non vorrei ricadere in queste situazioni, mi auguro che la squadra invece si esprima al meglio come sa fare dal punto di vista del gioco.